Ci troviamo nel comune di Santo Stefano di Camastra. Io mi chiamo Biagio Zammataro e sono un artigiano ceramista. Sono qui con la mia famiglia, Daniela, Silvano, le quali hanno accettato sin da piccole, ancora prima di me, di potermi aiutare in questo lavoro e hanno portato dei frutti. Io provengo dal nulla e che lavoravo già 3 anni nelle campagne a raccogliere le olive per terra. Sono andato a lavorare anche nelle botteghe. Ho iniziato nel 1958 con le terre colorate, con la ceramica, con coloro che presiedevano e mi insegnavano e che ci davano pochissimo anche per poter avere in cambio quello che era la nostra manodopera. Lo scopo era quello di imparare, di rubare il mestiere anche a coloro che ci impartivano gli insegnamenti. Ricordo che un tempo, quando lavoravo come operaio, riuscivo a dipingere 500 piatti in un solo giorno. Per avere un'idea che di quei 500 gli altri riuscivano a farne, purtroppo per loro, e non so perché, solo il 10%. Erano altri tempi, ma erano dei tempi belli che prefiguravano dei giorni migliori, e così fu. Ci siamo dati da fare con le nostre mani e siamo riusciti nella decorazione, nell'ingegno, nel lavoro, nelle forme, nella struttura, nella formatura, nella foggiatura, e in tutto quello che abbiamo creato abbiamo messo l'anima, il cuore e lo spirito. Sono contento di poter parlare a coloro che sono oltreoceano, a coloro che hanno l'opportunità di poter avere qualcosa che appartiene a un mondo che forse loro sconoscono, ma che ha fatto la differenza perlomeno per quanto concerne certi tipi di lavoro che sono in Sicilia ancora una volta il vanto di questa terra meravigliosa che è appunto la nostra ben amata Trinacria. Now we show you our laboratory, where we make with love our artworks. Come on guys, Okay. let's go! You're welcome in our beautiful world of pottery, and as you can see, is full of handmade artworks. On my back you can see the lathe where we work the clay. It's very tender and we make it much more tender using also some water. Before it's just a piece of clay without any shape, but after working with the hand it becomes a biscuit pot, or we make vases and plates and pine coin and heads, everything. You can see that everything is handmade on the lathe, and this is the first part of the production of ceramic. After the lathe working on the lathe, here you can see the production of pine coins, and it's a particular way to shape the pine cones, with very little balls in clay that are all handmade, and then they are attached one by one on the base of the pine coin. The producing clay goes into the kiln for the first time at 1000 degrees temperature, and after firing it becomes terracotta or biscuit. This is the part of the decoration, and as you can see, in all our ceramics pieces are all hand painted, and so our artworks pieces are not just handmade but also hand painted. That's why not two artworks are alike.
are at the end of the production of ceramic, and on my back you can see the kiln where we put our products inside to be fired, because our ceramic products are fired twice at a very high temperature. As you can see on my back, into the kiln, we've got two heads, two Moorish heads that must be fired. The colors are not bright, are not shining, but they are matte because they must be fired for 12 hours. And after 12 hours, after this time, the ceramic products are ready with very shining and bright colors. Every time we put our products into the kiln, it's a surprise, and we are very anxious, we are very afraid, because sometimes the pieces can broke during the production. We open the kiln, and as you can see, we have got the final ceramics products. This is the head after firing. As you can see, the colors are very shining, very bright, and so much different from the other we saw before. And we thank God, because everything went okay, and nothing broke during the work. And we are happy. Did you like our work? We hope you appreciated it. Ringrazio il Dio di questa grande opportunità, ringrazio per queste meravigliose figlie, per la moglie, ma ringrazio anche per questo lavoro, che è quello che in un certo senso è similare a quello che ha fatto Dio con l'uomo. Quando creò l'uomo, lo fece dalla terra, poi ispirò, soffiò nelle narici il suo spirito, e l'uomo divenne un'anima vivente. Ecco, in questo qua il Dio è stato il primo artigiano. Noi abbiamo la fortuna e il privilegio di costruire e fare la ceramica. Grazie anche per questa opportunità di parlare delle ceramiche, perché in esse si può vedere anche una struttura e un qualcosa che appartiene proprio alla creazione divina. We look forward that one of our pieces will come to your houses with all the colors of our Sicily and all the sun, the love and the passion that we make in every piece we make. Un saluto anche dalla nostra Sicilia, a Sicilia che è stata la prima regione di tutto l'universo alla quale Dio ha posto il suo sguardo, al punto da farla diventare l'isola più bella di tutto il mondo. Ciao! Ciao!